Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 come di consueto. Vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Questa puntata è una puntata molto interessante perché parleremo, tra poco vedrete il titolo, di energie rinnovabili, di come cambierà ovviamente il mondo proprio sotto questo profilo e sotto questo aspetto. Per parlarne non potevamo non invitare l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Buonasera assessore. Buonasera, Grazie grazie. di essere qui con noi. Grazie a voi. Passato bene la Pasqua intanto? Benissimo. Pasquetta anche? Sì, benissimo, Ha benissimo. mangiato? Purtroppo. A tutti, Vabbè, capita a sì, tutti comunque dai, in questo periodo passata bene. di passare bene. Senta, ovviamente il tema è quello, però prima voglio fare delle domande. Ovviamente lei è un assessore vulcanico, si è un po' calmato, è diventato... Eh, Una volta era molto più... non la pensano così, No, no, i miei colleghi politici. una volta era, Non la pensano si così. scaldava spesso, adesso è diventato più ragionevole, è l'età che porta a questo, Ma non so, l'esperienza, no, dice di cioè, no. i miei colleghi non hanno questa impressione, Non però hanno se lei questa- mi dice così mi fa piacere. Ah, beh, no, così mi sembra, magari venendo alla mia trasmissione, magari prima facevamo qualche trasmissione quando avevo altri ospiti per le tematiche e allora lì era un Beh, attimino magari più... se c'è l'agone Se c'è il movimento politico, lei si sì, non mi scatena. tiro indietro. E lei si è scatenato moltissimo a un convegno non ufficiale della Lega, si è arrabbiato un po' con tutti quelli che vanno a dire sostituire Mozaia, Fratelli d'Italia è il primo partito del Veneto, bisogna dare spazio a loro, e lei ha risposto no, per il momento no, io uso termini un po' meno vulcanici dei suoi, e ha detto no. E ovviamente sono arrivate le conseguenze, tant'è che nelle indiscrezioni dicevano che la Meloni ha chiamato Zaia, che voleva espellerlo dal partito, dalla regione, insomma tutte queste. Ci racconti un po' questo passaggio? Ma guardi, è una cosa molto semplice in realtà. Il referente regionale di Fratelli d'Italia ha fatto un'intervista dove chiedeva di fatto la sostituzione di leghisti in alcuni posti chiave del Consiglio regionale con esponenti di Fratelli d'Italia. Lei parla in consiglio anche sotto l'aspetto assessori. No, chiedevano dei posti, poi non era chiaro esattamente che cosa, ma insomma chiedevano dei posti, cioè di ricalibrare le parti in campo. Beh, l'avrebbe fatto anche lei in modo veramente a parti opposte. Ma io ho una storia che è nota e lineare, non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto. Perché non c'è A stata... parti inverse Aspetta, non l'ho mai fatto. No. Io devo provocarla perché ovviamente non c'è stata, non c'è No. stata storia. Io ho vissuto la Lega al 2,9% e ho vissuto la Lega al 40%, per cui ho vissuto tutto l'iter della Lega io. E quando sono stato eletto in amministrazioni comunali o provinciali, mai mi è passato per la testa di chiedere ricalibrature a seconda del momento politico, perché i cittadini si sono espressi su un programma, su dei volti, su delle emozioni, su delle suggestioni, su delle prospettive, e là si sono espressi. Ricalibrare in corso d'opera perché su un'altra proposta, su un'altra elezione, che non c'entra nulla, c'è stato un altro tipo di consenso, io lo trovo... Beh, anche in Veneto però. Sì, ma è politiche. Sì, d'accordo, Le altro. politiche. Noi siamo il governo regionale. Il governo nazionale, infatti il governo nazionale rispecchia il consenso nazionale, delle politiche nazionali, punto. Quindi siccome questa cosa qua stava prendendo ormai sempre più, io ho fatto quello che dovrebbe fare un leghista, difendere i propri compagni di viaggio, punto. Mi sembrava il minimo. Qualcuno addirittura del mio partito si è scandalizzato per queste mie affermazioni, mi chiedo che tasso di leghismo, tipo chi? no, non faccio nomi, per carità, ma mi chiedo che tasso di leghismo ci sia. Cioè, se fa scandalo il fatto che io da dirigente della Lega difenda gli uomini e le donne della Lega, allora forse ho capito poco della politica in questi anni. Io ho fatto semplicemente questo. Però poi dopo lei quell'intervento ha un attimino riuscito a calmare gli animi, ha detto che non era un intervento ufficiale della Lega, era una riunione così, insomma ha cercato un po' di smorzare i toni.
No, qualcuno ha scritto che io ho chiesto scusa, non ho mai chiesto scusa, ma lo farò No, perché non ho nulla di cui scusarmi. Ho detto Dopodiché dico, se la parola che io ho usato in un contesto assolutamente conviviale, non ufficiale, non di partito, non istituzionale, ha leso la sensibilità di qualcuno, mi dispiace, ma non so cosa farci, nel senso che se noi allora togliamo dalla politica, già c'è tutta una narrazione sul politically correct oggi, che è una roba per cui si deve stare attenti a dire qualsiasi cosa. Se stiamo là anche a sindacare sulla singola parola, se è da usare oppure no, cioè se iniziamo con i manuali no, bon però ton non è più finita è stato dopo. un po' il modo, è stato un po' il modo. Vabbè, ma io il modo, io questo sono. Sì, no, certo, è stato, presumo sia Cioè, stato più. guardi, io sono il politico più eletto in Veneto, più votato in Veneto, e credo che la gente mi abbia votato per quello che sono. Tutto si può dire sottoscritto, tranne che io sia uno che usa mezze vie, non sia diretto, non sia sincero, non sia schietto. Mi sono sempre assunto la responsabilità di quello che ho detto e fatto. Ho pagato pesanti riflessi proprio per questo mio modo di fare. Non ho mai avuto coperture politiche da parte di nessuno, mai, mai, nemmeno quando ho ricevuto minacce, mai. Mi sono sempre dovuto arrangiare, per cui scusatemi se non chiedo il permesso per dire quello che penso. Senta Marcato, non lo farò mai. Senta Marcato, visto che oggi avremo una puntata interamente dedicata a lei, quindi posso anche divagare su questo ragionamento, poi entreremo nel vivo della puntata. Lei, avendo tra lei quando ragiona, se vuole scalare all'interno della politica e arrivare a una posizione importante, reputa che il suo atteggiamento sia giusto o reputa che sia più giusto l'atteggiamento, vediamo, di un Zaia o di un altro esponente politico che sono più diplomatici di lei e sono arrivati più in alto di lei? Non so se le ho posto la domanda in maniera corretta. Intanto devo dire con estrema sincerità che io oggi sono arrivato laddove mai avrei pensato di arrivare. Per cui, come dire, io sono non soddisfatto di più del ruolo che ho. Io mi ricordo ancora, guardi, l'emozione con cui ho ricevuto nel 98, quando ho ricevuto la nomina da assessore comunale. Io non ho dormito 3 notti dalla felicità. Cioè per me era già una cosa straordinaria. Oggi sono assessore regionale, sono fondatore del partito, sono dirigente del partito, ma mai avrei immaginato di arrivare qua, mai. Soprattutto per il carattere che ho, perché io conosco pochissimi politici che abbiano fatto il percorso che ho fatto io con le dinamiche che ho io. Perché io non ho padrini politici, non li ho mai avuti, mai. Io non sono figlio d'arte, non sono ricco. Quindi è arrivato alzando la voce? No, io sono arrivato solamente ed esclusivamente con le mie forze e con le mie modalità, sì, che sono quelle non di alzare la voce, ma di dire quello che penso. Cioè lei di fronte non avrà mai uno che bara, mai. Posso piacere, non posso piacere, ma non baro. Io non baro mai con i cittadini. Però con la non politica baro mai... qualche bugia si racconta poi. Questo è il problema. E io credo che sia possibile fare politica senza essere dei lazzaroni. So che sembra impossibile e rendo conto che è molto più difficile. Si pagano degli scotti enormi, però si può fare. Perché, vede, se uno riesce a mantenere le proprie idee, i propri valori senza vendere l'anima, ha una libertà che è impagabile. Cioè mio fratello, lo dico, guarda, lo dico sempre, mio fratello si alza tutte le notti alle 3 di notte per andare a lavorare. Ed è il signore che vedete attaccato al camion dei rifiuti che raccoglie i rifiuti di notte. È quello là, mio fratello. Mi può dire 5 politici di rango con una posizione come la mia che hanno i familiari che fanno questo lavoro qua? Che comunque è dignitoso. Certo che è dignitoso, è più che dignitoso, comunque dignitoso, ma non ce ne sono. Perché se io fossi come molti altri, mio fratello farebbe qualsiasi altra cosa. Lei sta dicendo una cosa grave però. Ma è così la politica. Ma è una io cosa invece grave. pago anche per questo, perché non mi piego
mai, D'accordo, mai. Marcato, però... E mi assumo la responsabilità di quello che faccio, non è che poi beh, scarico la responsabilità. no, ma è grave quello che dice, perché vuol dire, mi sta dicendo che i politici di rango che hanno un nome, i parenti che hanno, sono tutti raccomandati, No, hanno tutti... no, ho detto Beh, questo. no, No, ho detto ma che ha è detto, difficile che no, il fratello faccia, mi ha che detto, vada a raccogliere rifiuti. sì, Ho esatto, detto questo. quindi È molto difficile, benissimo, molto molto difficile. e Quasi quindi, impossibile. vedi, impossibile. Quindi Quasi i impossibile. politici di rango che hanno un E poi fratello... quasi tutti i miei colleghi hanno comunque, o molti di loro, hanno dei padrini politici, appartengono a una Sì, però corrente. non è... Io non ho questa Però copertura, lei non l'ho mi mai sta avuta. dicendo, mi segue Roberto Io ho la Marcato. forza del Perfetto, mio consenso, però lei mi punto. sta Solo dicendo quella. che la politica non è tanto Beh, non è fatta di lineare. giganti, sfatiamo un mito. La politica non è Certo, fatta di giganti, no, neanche di giganti morali. certo, Ce ne sono pochi. soprattutto in questo caso Sono lei pochi. mi viene a dire ci sono i politici che hanno degli incarichi importanti, più o meno come il mio, che hanno dei parenti che hanno tutti dei posti non da netturbino, ma posti privilegiati. No, privilegiati. Non fanno i netturbini. No, rispetto al netturbino. Non fanno i netturbini, Rispetto sicuramente al, lo fanno. Cioè, ri- io non ne conosco tanti, insomma, ecco, non ho detto tutti, ma qualcuno è c'è, ma non ne è conosco una cosa tantissimi. che è il pensiero della gente. E lei Cioè, dà, ecco, lei, per e lei esempio, dà una conferma. guardi, le dico un'altra cosa, nel 2009, 2010, il Mattino esce con un articolo dedicato al sottoscritto perché io detengo il record di nomine gratuite. Cioè, nel mio partito, quando c'era da far fare una nomina gratuita, non mandavi. Perché io sono sempre arrivato nei posti dove sono arrivato, e lo dico con grande orgoglio, attraverso il consenso vero, cioè la gente ha scritto il mio nome. Non stavamo parlando di questo. Eh no, ma guarda che No, ma questo è vero. molti sono nominati, Va bene, molti sono ho nominati, capito. I parlamentari sono No, ma nominati. lei Cioè, ragazzi, lei mi sta già preparando alla domanda successiva, che è poi, fra l'altro, all'interno del suo partito, dove c'è una battaglia sia all'inizio, prima sui congressi provinciali, poi il regionale, dove c'è chi viene iscritto all'ultimo momento. Poi ne parliamo anche di questo. Però, ritornando al ragionamento che stavamo facendo sotto l'aspetto dei Fratelli d'Italia, è venuta fuori questa storia per colpa del suo partito, perché il suo partito aveva una popolarità nella regione che non aveva bisogno di questo. Per far sì che un altro partito potesse aprire bocca in maniera coerente e corretta, visto, come dice lei, i voti presi sulla strada e dalla gente, vuol dire che il partito suo, strada facendo, ne ha persi una caterba. certo deve perso. E quindi le responsabilità nascono sempre da voi, perché se il Assolutamente. partito dal 3 è arrivato al 40 e oggi è al 8,5%. stavo dicendo 9, 9, 8, 9, va bene, sono dei sondaggi. 8-9%, vuol dire che ha perso 30 punti, però all'interno della Lega le persone sono rimaste ugualmente. Lei che le ha portati alla vittoria è stato tra i protagonisti nel portarlo alla vittoria, è rimasto uguale, ma sono rimasti anche quelli che l'hanno portato Certo. alla sconfitta. E quindi E quindi io ribadisco quello che vado dicendo ormai dal giorno dopo dei disastri elettorali di Padova e di Verona. che l'ha sempre detto. L'ho sempre detto, ho detto serve una riflessione profonda e bisogna ritornare all'identità del partito. Cioè, oggi abbiamo bisogno di identità. Cioè, l'elettore deve sapere chi vota, che cosa vota e perché ti vota. Se non ha bene chiaro questo, l'elettore ti abbandona. Oggi non è più come 30 anni fa, per cui uno aveva il senso di appartenenza a prescindere. Uno era di destra, di sinistra, uno era della DC, uno era del PC, uno era del Partito Liberale, ed era, piaceva o non piaceva, io ho sempre votato DC, continuo a votare DC. Oggi non è più così. Oggi io voto Lega, domani mattina voto PD. E c'è anche uno scambio osmotico, Un miscuglio. da destra a sinistra, che non si è mai visto. Se lei va a vedere i flussi elettorali, ci rendiamo conto di situazioni a cui non eravamo abituati. C'è un passaggio da destra a sinistra. Almeno prima, come dire, uno poteva passare da Forza Italia a Fratelli d'Italia Lega, Lega Fratelli d'Italia. Oggi uno vota Fratelli d'Italia e la volta sia vota PD. Quindi evidentemente bisogna, o 5 Stelle, bisogna dare sempre una identità chiara, altrimenti se io non capisco la differenza fra lei e me,
Uno vota il terzo allora. Ma allora, va bene, allora questo flusso di persone che cambiano partito derivano dal leader, in questo caso Salvini e Meloni, dove la Meloni ha superato Salvini in fatto di bravura, poi sarebbe da discutere anche sotto questo punto di vista, oppure è Salvini che ha buttato a mare tutto quello che aveva per determinati comportamenti. Lei se dovesse dare un significato a questo voto elettorale, dà più alla bravura della Meloni o a degli errori da parte vostra? Allora, la Meloni capitalizza e oggi si rende conto di quale sia la differenza fra governare e stare in Come tutti, opposizione. come anche, La Meloni sì, come però anche la Lega prima, insomma, come anche i 5 Stelle, come tutti, piano. come tutti C'è marcato. una differenza sostanziale. La Meloni arriva oggi a governare e Fratelli d'Italia dopo anni ininterrotti di opposizione. Io le ricordo che noi nel frattempo abbiamo fatto un governo con i 5 Stelle e un governo con Ma Draghi. se non ricordo, la Quindi Meloni, siamo rimasti. la Meloni era ministro quando era ministro Zaia, quel periodo lì era No, ministro. stiamo parlando del 2011, mi Sì, scusi. ho capito. È un'altra, era storica. No, Stiamo certo. parlando di un altro mondo, quel mondo là non esiste più. Dal 2011, cioè dall'avvento di